Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una Sibilla Interattiva gratuita. Vi ricordo già che chi ha già fatto delle domande entro un mese, 2 mesi, chiaramente non gli risponderemo. Alle nuove persone chiaramente sì, perché dovete sapere che come ogni Sibille non si possono interrogare su una stessa domanda più di una volta ogni 2 mesi, 3 mesi, anche perché le Sibille vanno 6 mesi, se no si ubriacano. Quindi noi l'abbiamo cominciato a dire perché ci siamo resi conto che molte persone non avevano ben chiaro il concetto. Bene, buongiorno, vedo che ci sono persone nuove. Buongiorno Lisa, poi abbiamo il nostro Pierluca, buongiorno, saluto anche la Chiara e Cassiopea. Bene, iniziamo un po' a parlare di chi siamo, per i nuovi, il solito pippone della domenica, del sabato. Noi il Degano Maledetto Veneziano. Siamo qui per le Sibille Interattive gratuite, io al lunedì, scusate, tutti i giorni alle 11:20. Hilde invece è sulla sera, lei si propone sulla sera per le Sibille gratuite alle 21:15 nei giorni di lunedì, e mercoledì e venerdì. Se invece volete un consulto privato per più dettagli, Hilde, questo è il numero di telefono, oppure quello sotto che passa, che è il mio. Bene, detto questo, diciamo anche che abbiamo due canali, più che canali, in questo caso qui direi due gruppi su Face. Il gruppo I Casti Sacerdotali è Radionica, Radiestesia, Tarologia ed Ermetismo, dove vi potete iscrivere gratuitamente, non costa nulla. Poi altre cose, per chi è di Face, chi vorrà fare una domanda di Facebook, mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi a questa piattaforma, perché noi stiamo lavorando su una piattaforma, siamo collegati a 2 canali YouTube, cioè quello di Marietto Veneziano e il Legard, e poi stiamo trasmettendo in live anche nel gruppo di Face Radionica, Radiestesia, Teologia ed Ermetismo, ma se non vediamo che sono iscritti non possiamo rispondere. Poi chiaramente abbiamo anche un sito, il sito del Capitano. Questo sito è un sito che è nato nel 2015, ma già io nel 2012 giravo su Face e proponevo dei circuiti gratuiti. Poi nel 2015 ho aperto questo sito, che è un sito dove si possono scaricare 20 ebook, ne hanno già scaricati più di 175.000, e in questi ebook ci sono circuiti radionici, quadranti e radiostesici. Poi dal 2016 si è unito anche il Degard e abbiamo amplificato con anche dei ebook di magia e quant'altro. In più Marietto ha posizionato anche 4 ebook di chirologia, cioè lettura della mano. Per chi non sapesse cos'è la chirologia, in sintesi è questa cosa qui. Bene, nel nostro sito abbiamo anche una parte dedicata al shop online, e proponiamo questo ciondolo magico, questo ciondolo radionico con 8 protezioni, no? Si può programmare, costa 150 euro più 10 euro di spedizione. I programmi in più agli 8 costano 20 euro. Nell'eventualità abbiamo anche, per altre esigenze, i sigilli di Marte, che è importante oggigiorno avere un sigillo di Marte con i tempi che corrono, perché se qualcuno non se n'è accorto, a parte il Covid e questi certificati che ormai in tutti i paesi d'Europa sono stati tolti, ma in Italia è ancora rimasto, siamo entrati in una situazione tra il 2020 e il 2029 estremamente pesante, e bisogna chiaramente blindarsi e avere delle protezioni, e i sigilli sono una cosa importantissima. Di sigilli ce ne sono tanti, noi proponiamo 52 sigilli di Salomone più tanti altri a richiesta. Chiaramente bisogna fare un consulto a pagamento. Eventualmente poi venerdì, tipo ieri sera, per chi si è affidato a noi, il Degano Maledetto Veneziano fanno le pulizie radioniche, e al martedì invece per quelli che si sono sierati, quelli che hanno avuto il vaccino e che nel corpo eterico hanno paura che ci siano degli strascici, giustamente, e ci sono. E quindi chiaramente per chi si affida a noi sono 20 euro per 4 volte, 4 martedì di fila. Io ci sono sempre per voi alle 11:20 ogni giorno, e in più vi ricordo, per quelle persone che hanno delle cose importanti, tipo la ditta,
tipo il lavoro, tipo il benessere, l'abbondanza, proponiamo anche dei riti propiziatori per avvicinamenti e quant'altro, ma chiaro questo sempre tramite un'indagine radiostesica o con le sibille, per il preziario è differente da caso a caso. Bene, penso di aver detto tutto. Vi ricordo ancora, il sito del capitano, non perdetelo, andate a scaricare gli ebook gratuiti finché si può, perché ci sono ebook anche per la salvezza nostra Italia. Bene, vediamo un po'. Vediamo un po' e vedo la Chiara. Chiara, ci sei? Rispondi se ci sei, perché sennò passo a un'altra persona. Chiara Tricarico, buongiorno Marietto, inizierò a lavorare. Lei è del 75. Poi vediamo. Chiara, ci sei? Se ci sei, dai un colpo, aspettiamo un attimino, se no passiamo alla prossima persona che ha fatto la domanda. Vediamo un po' se la nostra Chiara c'è, perché chi fa le domande deve essere presente, perché se no noi passiamo bene. Quindi chi ha fatto le domande deve stare in linea a aspettare, perché se no quando noi non vediamo. Bene, vediamo se la nostra Chiara del 75 inizierà a lavorare. Chiara, ma ti volevo chiedere una cosa. Inizierai a lavorare perché hai già un lavoro, o inizierai a lavorare perché stai cercando? Rispondimi se hai già un lavoro e stai aspettando di partire, perché non so, magari è legato al turismo, oppure se è un lavoro che hai mandato via tanti curriculum e stai aspettando. Vediamo un po' cosa ci dici, perché magari è legato al turismo, a un'hotelleria, a una pizzeria, oppure a una reception. Cioè tu Chiara in questo momento hai già un lavoro che ti aspetta e stai cercando, aspettando che riapra, o hai mandato dei curriculum e stai aspettando una risposta? Allora, sei ferma con il vecchio, quindi tu hai già un posto di lavoro, ma devi aspettare che riapra, giusto? Vediamo un po'. Ok, vediamo un po', bene. Allora, la nostra Chiara ha fatto questa domanda, vediamo un po'. Ma sembra di sì, eh? Ti sei trasferita. Quindi la Chiara dice si è trasferita e aspetta. Vediamo un po' le sibille cosa dicono per la nostra Chiara. Vediamo un po', nostra Chiara, cosa dicono le sibille per la Chiara. Sibille, ditemi cosa succederà alla Chiara Tricarico. Ma la situazione, riceverai dei messaggi, ci vuole strategia, ci vuole forza, ci vuole temperanza, ci vuole carattere. Insomma, non è una situazione facile, questa. Vedi il militare è sempre una persona che lavora di fino, con intelligenza, riceverai sicuramente dei messaggi positivi, ma devi avere una strategia. Vediamo un po', che tipo di strategia per la nostra Chiara. Vedo che effettivamente è passato, ti piacerebbe fare già il lavoro che hai fatto, mi sa. Ma guarda Chiara, la situazione è così, no? Nel passato vedo che purtroppo quel lavoro che facevi ti piaceva, solo che sei stata un po' delusa. Sei una ragazza, una signora che lavora molto, che non si ferma davanti a niente. Hai parlato ultimamente anche con tante persone per cercare una soluzione, però quando si è chiusa la cosa, o forse hai avuto una malattia, o forse perché c'è l'ammalato, o forse eri giù di morale, però la situazione quando è chiusa ti ha fatto molto male. Sebbene tu sei una persona molto positiva, molto aperta al dialogo. Nel presente vedo che c'è un ritorno molto probabilmente a un lavoro che hai già fatto,
nella linea presente estremamente positiva. Vedo che nella linea presente sembra che si muova qualcuno, forse hai, ehm, parlato con un test, con un esame, con qualcuno, insomma ti ha valutato qualcuno, sembra che il ritorno ci sia. C'è forse un lavoro vecchio, che, riprenderai. E vedo il viaggio, tu hai detto che sei trasferita, vedo il viaggio che porta sicuramente cose nei prossimi mesi, cose estremamente positive. Il problema che poi ci saranno delle situazioni nel lavoro che farai che vedi non ti piaceranno. Vedi c'è la signora che, piange e il dottore che cerca di guarirlo, però sarai sostenuta, vedi, da qualcuno, Vedo che piangi nel futuro, però il contratto io lo vedo, vedo il contratto e vedo anche l'affare, mi sa che nel presente, molto in mente, presente prossimo, avrai sicuramente un qualcosa di importante. A livello lavorativo sembra che torni a fare già una cosa che avevi fatto e ci sarà un contratto. Però attenzione che c'è qualcosina nel contratto che bisogna mettere a posto. Poi vediamo un po', vedo che sei una donna forte, ci sono però dei problemi che riuscirai a risolvere, vedi? Lettera e allora, secondo me il contratto e il lavoro, secondo me, riuscirai ad averlo nel breve, tempo, Il problema ecco, sei in malattia, si vede qua, vedi? Qui era uscita la carta della malattia, esatto. Comunque secondo me ritornerai a lavorare, però attenzione che poi ci saranno dei blocchi, adesso ti rimetti in sesto, vedo che sicuramente sarai ripresa dove lavoravi e vedo qua che, sei una donna forte, però attenzione che ci saranno dei blocchi, ma riuscirai sicuramente a risolverli, parlando e mettendo a posto le cose. Attenzione però che devi mettercela tutta, perché quel messaggio di partenza messaggero, si vede che o hai ricevuto delle raccomandate, o qualcosa di importante e poi militare, stai attenta perché, non è facile, ecco perché non ti concorda il trasferimento. Chiara, è così. Comunque il trasferimento mi sa che c'è un futuro, vedi? Devi stare attenta, Vedi qui il trasferimento c'è. Bene, andiamo avanti con la prossima. Comunque stai attenta per le strategie, ho visto che eri malata. Vediamo la prossima. Vediamo un po'. Per gli amici di Face, tipo questo, vi ricordo che dovete iscrivervi alla piattaforma. Cristina, ti devi iscrivere alla piattaforma, perché se no non è ricevibile la tua domanda, non sappiamo chi sei, ok? Perché da te qui sotto, vedi, potresti in teoria essere la stessa persona, ok? Quindi iscrivetevi alla piattaforma StreamYard, che è gratuito. Bene, vediamo un po' la prossima domandina. Allora, vediamo un po' la nostra Sara. Allora, Sara, spiegami un po', prima di tutto, ci sei? Fatti viva se ci sei. Vediamo un po' se la nostra Sara c'è, se no passiamo alla prossima domanda. Diamogli il tempo di rispondere, il tempo di capire. Sara, ci sei? Fatti viva se ci sei, se no devo passare alla prossima. No, Sara non c'è più, quindi passiamo alla prossima. Passiamo alla prossima e vediamo la nostra Lisa. Lisa, ci sei? Dammi un segnale che ci sei. Lisa, se ci sei, fatti viva. Sentiamo un po'. La Sara, ecco, la Sara c'è. Non era. Allora riprendiamo la Sara, che ha risposto prima. Allora, la Sara. Sara, ci sei? Bene. Allora, prima cosa, tu, da come vedo, dici che sei
Sei sola. Hai dei figli, Sara? Vediamo un po'. Facciamo delle domandine. Se hai dei figli? Sei sola perché sei divorziata, separata? Perché una domanda così è un po' povera. Devi darci delle informazioni maggiori, eh. Vediamo un po' se rispondi. Vediamo un po'. Sì, ho capito, Sara, ma devi rispondere se hai dei figli o se sei separata. Perché se escono delle carte che si vede, se si vede che c'è la donna maritata, non si capisce se la vicina in casa che porta il caffè o magari sono figli tuoi. Vediamo un po' se la Sara risponde. Vediamo un po'. No, nessun figlio, sono single. Non sono mai stato. Perfetto, brava Sara, così sappiamo qualcosa di te, perché alcune volte escono delle sibille e non si riescono a collegare alla sceneggiatura. Allora, vediamo un po' se la nostra Sara, che è del 76, del 22/7/76, avrà qualcosa, un incontro positivo in amore. Allora, Sara, sembra che per il momento sia tutto così, in alto mare. Vediamo un po'. La nostra Sara è del 76, vediamo un po' come va la situazione. Gelosia. Allora, sei una donna forte, Sara, questo qui bisogna metterlo, che sei una donna forte. Però c'è un però, vedi, gelosia, o c'è qualcosa che sta per, cioè tu chiedi per un amore nuovo, un amore positivo, tu sei una donna forte, però non so per quale motivo c'è o qualcuno molto in mente che potrebbe essere geloso di te, o vedo, non so, qualche situazione di nervosismo che potrebbe essere stata creata proprio per questi momenti di solitudine. Quindi però vedo che sei una donna vincente, che è costante, che non ti arrendi, però c'è o un lato del carattere che è un pochettino così, oppure vedo che c'è qualcuna che è gelosa di te. Vediamo un po', andiamo avanti con la nostra Sara. Hai dei rimpianti, sei stata attaccata. Sì, non è stato facile. Allora, non sei mai stato sposato. Vediamo un po', Sara, la situazione. Allora, Sara, la situazione. Allora, prima di tutto, cari amici, vi dico che le sibille vanno massimo 12 mesi, ma proprio massimo, massimo, massimo. In realtà riescono a essere attendibili tra i 6 e i 9 mesi. Qui vediamo nel passato, nella linea passata di Sara, una situazione estremamente difficile in cui eri molto disponibile, aperta, ma hai avuto, sembra quasi un funerale, ma dei rimpianti, anche perché ci sono state dette tante bugie. E tu eri una persona, abbiamo visto anche il taglio, molto positiva, molto forte, molto coraggiosa, però sei stata anche attaccata da un'altra donna. Quindi il passato è stato molto difficile. Nel presente io vedo che c'è qualcuno che sta pensando a te, una persona che ti sta guardando e vede che sei una donna con grande qualità. Forse anche sono forse due, uno anche del passato, però vedo che c'è di mezzo una donna che dice cose che non sono, una donna con dei figli, e vedo che dice cose che non sono vere su di te, straparla, dice cose. Quindi io direi che il passato è stato molto duro per te, pieno di problematiche, e soprattutto dovute a una donna che ti ha attaccato. Il presente vedo che c'è una persona che ti sta pensando e una persona anche del passato che potrebbe ritornare nella tua vita, e vedo che fondamentalmente lo stai aspettando. Tu stai aspettando qualcosa di positivo. Ovviamente avrai un'amicizia, non so se lavori, però qui vedo
o un libero professionista o uno che è nell'ambito lavorativo e vedo che potrebbe nascere qualcosa di positivo. Però a me mi sembra più che altro che stai aspettando qualcuno del passato, sei in attesa e c'è uno del passato, ma anche uno che non si capisce se è del tuo passato o nel presente che sta pensando a te come una donna estremamente virtuosa. Fino a qui, mh, e la cosa, funziona. E poi vedo che molto probabilmente, vedi, ci sarà qualcosa o con questo libero professionista o qualcuno che lavora con te o in un ambito lavorativo, oppure potrebbe essere, perché io della Sara non conosco niente, potrebbe essere anche un tipo un pochettino tirchio di sentimenti, un po' pragmatico, e però vedo che potrebbe nascere nel prossimo futuro qualcosa di interessante. E lui sarà c'è anche una persona giovane, quindi sembra che ci siano più attori intorno a te, che uno che ti sta guardando, uno che è una tua vecchia fiamma, qualcuno che conoscevi, e poi o nell'ambito lavorativo c'è questa persona nuova che entra in scena molto volenterosa. Però stai attenta, stai molto attenta perché vedi, queste persone vorranno molto probabilmente aver dei rapporti un po' clandestini, no? E purtroppo entrerà in scena una donna giovane, no? E cercherà di bloccare tutto. Quindi come si evolverà la storia? Ritorniamo sui nostri passi. Attualmente ci sono come minimo due persone che stanno pensando a te, una un po' più giovane e una che hai già conosciuto. Tu sembra quasi che stai aspettando qualcuno che magari conosci già, ma incontrerai o avrai un'amicizia o sul lavoro o un libero professionista o qualcuno che insomma mercanteggia, in cui avrai sicuramente una storia importante. Poi vedo entrare un giovane, potrebbe essere anche questo, o potrebbe essere che lui è molto disponibile, però è disponibile solo per avere delle situazioni estremamente clandestine. E vedo anche che c'è una donna di mezzo che molto probabilmente farà disastri. Quindi attenzione alla tua vecchia, vediamo cosa dice la Sara. Ecco, eh sì, Sara, sì, però ecco, sul lavoro, è questo qua, molto probabilmente con questo avrai, io non so se lui è più giovane, magari ce ne potrebbero essere due, però stai attento, Sara, che lui vuol fare le cose clandestine e poi entra in scena un'altra donna giovane, capisci? Quindi stai attento, non so se il santo vale candela perché la tua domanda era se arriva a qualcosa di positivo. Quindi attenzione. E il passato è stato molto duro anche perché sei stato attaccato da una donna. Quando esce questa carta qua, no? Indica sempre che una donna ha colpito, ma non si è visto il colpo. Può essere una che ha fatto dei lavori esoterici e quant'altro. Bene, quindi non vedo grandissime cose positive, anche perché al finale sembra quasi che questo signore voglia solo cose clandestine. Bene, cari amici, andiamo avanti. Andiamo avanti, vediamo un po'. Avevo chiesto se c'era la Lisa. Lisa mi ha detto sì, ci sono. La domanda della Lisa, vediamola un po'. Cosa dice la Lisa? Allora, Lisa, vediamo un po' cosa chiede la Lisa. C'è un corso gratuito, se mi iscrivo faccio bene. Allora, che corso è, Elisa? Di che cosa parlano in questo corso qui? Se ci puoi dare più indicazioni? Vediamo un po' se c'è ancora la Lisa, se no passo alla prossima domanda. Lisa, ci sei? No, la Lisa non c'è più. Bene, diamogli ancora tempo alla Lisa se c'è.
No, non si vede. Bene, passiamo alla prossima domanda. Allora, la Cristina, boh, perché la Lisa non c'è. Cristina, ci sei? Facci sapere se ci sei. La Cristina c'è, bene, bene, ha avuto il tempo. Allora, la Cristina fa questa domanda. Eccomi. mh. Elisa, arrivi sempre in ritardo quando ti chiamo. Allora, eccomi, mi sono iscritta. Allora, Cristina, ecco, mi sono iscritta, sono Cristina 75. Volevo sapere se il lavoro che svolgo attualmente in uno stabilimento termale durerà tutto l'anno. Sono libero professionista e non dipendente. Grazie. Vediamo un po' per la Cristina. La Cristina del 75. Ma sembra che ci siano grandi possibilità per te di restare a lavorare in questo centro termale come indipendente. Cristina, vediamo un po'. Allora, beh, sembra che ci siano delle novità sulla tua stabilità in quel posto lì. Vedi, la giovane fanciulla è anche un posto, è anche una novità frizzante che può essere più o meno interessante. Poi la donna maritata è sempre indice di stabilità, ma alcune volte anche di qualche gelosia. Comunque, o ci potrebbe essere anche una giovane donna gelosa di te. Ma vediamo un po' il passato, il presente e il futuro. Allora, bene, vediamo un po'. Nel passato vedo che c'è stato dei bei periodi positivi, poi tu hai avuto paura un po' di perdere questa situazione per questioni legali, vedo, molto probabilmente legati a qualcosa di una legge nuova, che magari erano anche tenuti segreti. Quindi vedo che c'è stato un buon inizio, poi tu hai cominciato ad avere un po' questa paura di perdere questo posto, per questioni anche un po' strategiche, e vedo che c'è una questione un po' legale o di legge. Ci sono delle leggi, insomma, che sembrano quasi che potrebbe cambiare la soluzione. Attualmente vedo che la situazione è stabile, però attenzione che ci potrebbero essere delle perdite, di soldi, però vedo che ti dai molto da fare. In futuro una tua amica, molto probabilmente una signora che è vicino a te, insomma qualcuno, vedi l'ammalato quando è vicino a 2 carte positive non diventa più malato, ma diventa qualcosa di positivo. Quindi sembra che il futuro prossimo debba diventare estremamente, nei prossimi mesi, sembra diventare qualcosa di positivo. Poi vedo, che la situazione degenera per via di una donna che vi attacca, che c'è una collega magari di lavoro, un'altra, e vedo che tu starai in pensiero, e qui vedo anche che avrai quasi un test, quasi un esame, o sarai valutata. Alla fine vedo stabilità, messaggi, tu che sei forte, però stai attenta che qualcuno ti vorrà far qualcosina di nascosto. Però vedo stabilità, vedo che sarai aiutata da una persona molto probabilmente importante nel posto termale dove lavori, e ti vedo molto forte, però stai sempre attenta. Quindi io direi di sì, è più un sì al 70%, e c'è quel 30% perché io della nostra Cristina non conosco nulla, quindi penso proprio di sì. Bene cari amici, ho fatto la mia mezz'oretta, vi ricordo che lunedì sera ci sarà il The Garden per chi non ho risposto, e vi invito anche domani alle 11:20. Vi ricordo che quando io chiedo a una persona di esserci, visto che sono qui gratis, dovrebbe essere lì anche veloce rispondere che c'è. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.